Amici telespettatori, ribenvenuti naturalmente in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera mi trovo vicino a una bella donna che va cercando la sua anima gemella. Buonasera. Ciao. Come Io si mi chiama? chiamo Maria. Maria. La signora si chiama Maria, è di Mazara del Vallo? Purtroppo sì. Purtroppo sì. E sta cercando praticamente l'uomo ideale, dico bene? Sì, sì. L'uomo che praticamente fino adesso non ha potuto trovare. Non l'avevo l'uomo ideale, solo che se n'è andato, quindi... Esatto. Quindi lei è separata? Sì. Da molto tempo? No, da mesi. Da mesi. Sì. E come mai, se posso chiederlo, come mai vi siete separati? Cioè, qual è stato il motivo principale? Perché il motivo principale è perché lui è una persona molto più grande di me, allora non andiamo d'accordo, punto e Esatto. basta. Allora, incompatibilità di carattere. Di dico carattere. bene? Sì. Allora, quest'anima gemella che lei va cercando, quest'uomo ideale, che tipo dovrebbe essere? Una persona... Me lo descriva. Una persona normale, come tutti gli altri, l'importante è che sia una persona pulita e onesta. Esatto. Punto e basta. Lei va guardando l'aspetto fisico o il carattere di un uomo? Ma pure quello nello stesso tempo. Cioè, va guardando prima l'aspetto fisico e poi No, naturalmente tutte e due le cose. Esatto. Ha importanza però secondo lei? Ha importanza di più l'aspetto fisico o il carattere? Il carattere è normale. Certo. Va bene, signora Maria, quanti anni ha? Io ho 48 anni. 48 anni. La signora Maria ha 48 anni, anche se li porta abbastanza bene, va cercando un uomo che parta Anche da 50, 52, non ha importanza. che parta dai 50. Possiamo fare Anche 60, perché vedo 67. Allora facciamo una cosa, partiamo da una base, esatto? Partiamo dai 45 Va bene così. fino ad arrivare a un massimo A un massimo di quanto? Di 60? Oh. 60, Non più. 65 no. No, basta, la persona la sta uno. Esatto, va bene. Allora partiamo dai 45 fino ai 60. Sì. Dovrebbe lavorare quest'uomo? È normale. Certo. Come lavoro io, tra l'altro. Certo. Per Lei tirare avanti lavora? la famiglia, io sì. Esatto. Lei è motorizzata, la macchina ce l'ha? Certo. Si può spostare tranquillamente? Esatto. Ha figli? Eh, Quanti figli c'ha? ce ne ho 4, una sposata e 3 sono a casa mia. Esatto. Quindi lei praticamente convive con i suoi figli Certo. nella sua casa. Casa Quindi mia. quest'uomo che incontrerà dovrebbe naturalmente se nasce Adattarsi l'amore- all'ambiente. Esattamente. Va bene. Abbiamo Prende parlato figli? dell'età, abbiamo detto dai 45 fino ad arrivare ai 60. Lo vuole che lavori. Certo. Lo vuole naturalmente anche automunito perché si deve spostare anche lui. Certo. Che cos'è che praticamente la fa innamorare di un uomo? Me lo dica. La cosa proprio che la colpisce. Questo non glielo so spiegare perché è da tanto tempo che io non sono innamorata di una persona, quindi... Vabbè, ma lei ha passato la fase di In innamoramento? passato sì, giusto? di quando io avevo 20 anni, per quando Esatto. mi sono sposata con mio marito. E quando lei aveva 20 anni, che cos'è che l'ha colpita di suo Il marito? fascino di mio marito, il padre dei miei figli. Il fascino. Cioè la cosa che la colpisce è praticamente il fascino. Il fascino. Non so, magari il modo come parla, come si Come rivolge. parla, come si muovono. Come si muovono. Eh. E il modo magari di guardare. Certo. Cioè guarda tutte queste cose praticamente. Certo, è normale. Preferisce l'uomo romantico? No, mi No. piace l'uomo normale, alla mano, diciamo, non tutto Quindi il così. romanticismo non le piace molto? No, No. Preferisce un uomo che, non so, sia sportivo? Casual, non so. quello sì. Lo vuole pantofolaio o lo vuole... No, quando pantofolaio, a No. me basta, quando No. che si su- No, pantofolaio ne. Evitiamo il pantofolaio. Vuole un uomo praticamente... Un mascolo, punto e basta. Sì, siamo d'accordo. Dico, vuole un uomo praticamente che sia vivo, che gli Certo, è piace normale, godersi la la vita. vita. Esatto, magari che la porti a ballare, uscire. in un No, bel su questo ristorante. Niente. perché esco una volta ogni 2 anni, perciò quindi... Ho capito. Va bene, Attivo di tutte cose. certo. Vabbè, amici telespettatori, avete conosciuto la signora Maria, 48 anni di Mazara del Vallo, che è in cerca dell'anima gemella. Del Che non sia acquario. Che non sia Acquario. acquario. Che non sia acquario. Per tutti quelli di voi che volessero contattare la signora Maria, ripeto, 48 anni di Mazara del Vallo, non possono fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. La signora Maria è qua e sta cercando davvero un uomo per potersi sistemare e godersi il resto della sua vita. Dico bene? Senz'altro. In questo momento ci sono gli uomini che stanno Guardando. praticamente guardando e stanno decidendo se chiamarlo oppure no. Esatto, vediamo. Vuole dare qualche messaggio particolare rivolgendosi alla telecamera come se stesse parlando con loro? No, non ho nessun messaggio, avete ascoltato di quello che abbiamo detto, quindi se volete chiamare c'è il numero in sovraimpressione. Perfetto, va bene, la ringrazio signora Maria. Ciao, Anche questo grazie. praticamente era un bel messaggio. Grazie. Amici telespettatori,
amici telespettatori, decidetevi e chiamate, perché la signora Maria è qui e sta aspettando l'uomo ideale. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente la signora Ciao. Maria. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah.